Ciao, oggi vi presentiamo la terza puntata del TG Sicurezza Scuole Geniali, realizzato dai giovani per sensibilizzare soprattutto gli adulti. Seguiteci e passate parole agli amici per far conoscere questo innovativo progetto educativo dedicato alla sicurezza sul lavoro, stradale e nautica. Volete conoscere la mascotte Roberta Salvagente? Roberta ama il mare. Ne conosce la forza e deve essere sempre rispettato. In barca serve prudenza, attenzione, responsabilità e la conoscenza delle regole rende sicura ogni uscita. Ecco un amico molto in gamba, Nico Estintore. Nico conosce i rischi e sa come intervenire nei momenti critici. Con il suo estintore sempre pronto, ricorda che prevenzione, attenzione e formazione aiutano a proteggere le persone e i luoghi di lavoro. Ora vediamo i due spot e i due poster sulla sicurezza realizzati dalla Scuola Geniale Galilei di Fossò. E il casco di imbracatura dove sono? Fa troppo caldo oggi, non ho voglia di mettermeli. Che diavolo stai facendo? Metti subito il casco. È troppo caldo. La sicurezza al lavoro va messa al primo posto, specialmente se sei in un cantiere. Ma ho solo un lavoretto piccolo da fare, non ci metto tanto. L'anno scorso sono morte 1100 persone. Vuoi davvero farne parte? No, vabbè, passami per caso. Muoviti, prendi queste pizze, siamo pieni di clienti. Dov'è il mio casco? Vabbè, partirò senza. Non farò mai in tempo altrimenti a consegnare queste piste. Tieni il casco! Oh no! Vediamo ora l'intervista alla dirigente scolastica della Scuola Geniale Galilei di Fossò. Oggi è qui con noi la dirigente scolastica Alessandra Mura. Avremo qualche domandina per lei. Qual è la regola di sicurezza che non dobbiamo mai dimenticare? Secondo me, testa sulle spalle e occhi sempre aperti. Che voi siate a casa o a scuola, per la strada o ovunque voi andiate, sempre testa sulle spalle, occhi aperti, perché la sicurezza parte dall'essere vigili. Ok, perfetto. E come potremo prevenire la sicurezza? Credo partendo il prima possibile, quindi educando i bambini fin da piccoli ad essere attenti a ciò che li circonda e a vivere consapevolmente facendo la loro parte la sicurezza. Ok, perfetto, grazie. Concludiamo con i consigli dell'ingegnere tutor della Scuola Geniale Galilei di Fossò. Oggi è qui con noi l'ingegnere Noemi Glissori. Noemi, abbiamo qualche domandina per lei. Cosa consiglierebbe ai nostri telespettatori per rispettare di più la sicurezza? Il mio consiglio è di mettere la sicurezza sempre al primo posto, quindi sia alla guida che sul lavoro, se non ti senti sicuro, rallenta. Perfetto, grazie Noemi. Grazie per aver seguito il TG Sicurezza. Il progetto Scuole Geniali è promosso da INAIL Veneto e Ordine Ingegneri Venezia, insieme a Veneto Strade e Fondazione Ingegneri Veneziani. Ringraziamo il Consiglio Nazionale Ingegneri per il patrocinio e per il supporto la Banca di Credito Cooperativa Veneta, la Fondazione Archivio Vittorio Cini, Edison, AI Progetti e Planum.